Credo che questa mattina qui a Cassano Magnago abbiamo avuto una presenza qualificata, a cominciare dal sindaco della città, che è un test importante, test che riguarderà tutta la provincia di Varese, che per noi di Fratelli d'Italia è un test decisivo in vista di quelle che sono le prossime scadenze elettorali che avremo da qui a 6-7 mesi, quando andremo al voto per Camera, Senato e soprattutto per le regionali. E quindi per noi il test che avremo in provincia di Varese, a cominciare dal comune di Cassano, è un test che ci dirà esattamente lo stato di salute della coalizione, ma anche quello di Fratelli d'Italia, e quindi avremo modo di misurarci con dati certi e non con i sondaggi. A Cassano si vota, si corre senza Forza Italia e la Lega, correte con una lista civica, è un modo per contarvi. Ma è un modo, le scelte sono sempre fatte in base a quello che si è fatto, a quello che si è costruito nei 5 anni precedenti. Fratelli d'Italia avrà qui un dato che è ancora più significativo, perché è il dato del partito che ha scelto una strada che è quella di andare in una civica e di, insieme con la civica, andare al giudizio elettorale. Quindi avremo un dato ancora più significativo.